Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, tanto benvenuti, ringrazio tutti i presenti che possono godere di questo posto meraviglioso al riparo del vento. Non so se avete notato che dall'altra parte c'è la bufera, invece qua si sta bene. Questo incontro di stasera è con Paolo Zucca e il primo applauso lo farei a lui stasera. Grazie. Un grande piacere averlo qua. Abbiamo deciso, e ringrazio la Fondazione Montebrama anche per avermi chiesto di condurre questo incontro, perché insomma siamo amici, mi fa piacere, conosco Paolo da tanti anni e quindi è insomma bello essere qua a chiacchierare con lui questa prima mezz'ora di questa serata. Allora, abbiamo chiamato questo incontro Sardegna, isola di storia e isola di storie. Un po' l'abbiamo fatto perché la Sardegna è un posto meraviglioso e lo dimostra lo scenario in cui ci troviamo stasera, e negli anni è stato anche isola di storie, dai primi film di ispirazione deleddiana, ma penso più che a Cenere di Febomari, che poi era stato girato sulle Alpi Apuane, penso a Cainà di Gennaro Righelli e a tutti i film che sono arrivati dopo. Penso a tutta quella che Fofi aveva chiamato la Nouvelle Vague sarda negli anni 90, primi anni 2000, in cui la Sardegna è apparsa in 1000 sfaccettature diverse. E la cosa che, il ragionamento che abbiamo fatto, essendo questo un festival di cinema archeologico, è che le tantissime bellezze naturalistiche e archeologiche della Sardegna nel cinema si sono ritrovate tante volte, in modi diversi, a volte come rappresentazione vera e reale, tangibile di quello che poi è la loro storia, i nuraghi per quello che sono, le tombe giganti per quello che sono. Altre volte invece abbiamo ritrovato i nostri monumenti archeologici quasi come personaggi a rappresentare altro. Cioè pensate al castello di Castelsardo che diventa il castello del principe della Sirenetta, o pensate a Surrey, alle tante opere dell'archeologia presenti in Surrey, e arriviamo a oggi al bellissimo film tratto da questo libro di Barbara Alberti, Vangelo secondo Maria, di Paolo Zucca, in cui la nostra storia, la storia della Sardegna è assolutamente protagonista, ma in nuove vesti. Per cui la prima domanda che faccio a Paolo riguarda questa doppia capriola, cioè dell'adattamento cinematografico di un romanzo che quando è uscito nel 79 ha avuto un effetto dirompente, e poi a come questa storia è stata trasferita direttamente dalla Palestina in Sardegna. Chiedo alla regia Marco se può farci vedere qualche foto, magari mentre Paolo ci racconta, cioè che lavoro hai fatto, qual è stata la ricerca che ti ha portato a creare questo immaginario. Ok, allora intanto mi scuso perché parleremo di un film che però non possiamo farvi vedere perché il film è ancora in sala, quindi anche per rispetto, diciamo, degli esercenti, di chi tiene i cinema aperti con tutte le difficoltà del periodo storico, cioè era veramente brutto fare il film qua gratis in uno scenario così bello col cinema in sala, con quelli che lottano per non chiudere, no? Cioè non dico in generale, così era. Per cui ne parliamo, abbiamo portato qualche foto di Francesca Ardao, che è la fotografa di scena, ci tengo a citarla perché ha fatto un lavoro davvero ben fatto. Dunque, devo dirvi questo. Allora, questo film che non so quanti l'hanno visto, chi l'ha visto può alzare la mano. Chi l'ha visto il film? Alza la mano. Va bene, una percentuale, diciamo, siamo dalle parti di Checco Zalone, quindi dai, va bene. No, è una cosa, diciamo, che ho raccontato nei vari incontri che ho fatto col pubblico. In realtà questo film nasce proprio dalla Sardegna, nel senso che io, quando incontrai Barbara Alberti, grazie a Filippo Martinez, un importantissimo animatore culturale della nostra zona di Oristano, quando incontrai Barbara le feci vedere il mio corto L'arbitro, il corto, non il film con accorsi che è lo sviluppo di quel corto,
ma il corto, che è un corto di 15 minuti, che è del 2009, che è un corto che ebbe grande successo, tanti premi, il Davide, eccetera. Glielo mostrai a Barbara Alberti e lei mi disse: in questo corto io vedo la Bibbia. È un corto girato nelle campagne intorno a Senega e Bonarcado, in bianco e nero, con delle facce particolari, un po' così, come possiamo dire, delle facce di pietra, diciamo, no? Che Paolo ha una capacità di fare casting abbastanza sviluppata. Sì, poi il casting dell'arbitro è stato fatto praticamente secondo questo metodo che poi ho portato avanti negli anni. Cioè, io giravo per Bonarcado con mia moglie, all'epoca non eravamo neanche sposati. Quando individuavo un personaggio che mi interessava per postura, per faccia, per camminata, lo cooptavi, per avambracci, cioè per il corpo soprattutto, mi facevo dire dove abitava e andavamo a casa sua, mai al bar. Questa è una regola per chi vuole fare film in Sardegna: mai al bar a perdere tempo, perché si fanno battute, fanno i simpatici, ti prendono in giro, ti dicono del film porno, cioè veramente si perde veramente tempo. Quindi andavo a casa loro di fronte spesso a un testimone, quindi la moglie, cioè un testimone. Ti facevi prendere l'impegno solenne. Fra l'altro non pagavo all'epoca perché non avevo i soldi per pagarli, quindi gli dicevo: tu devi venire per 2 giorni, un fine settimana al campo sportivo, ti darò da mangiare, ti darò da bere, ci sarà birra, e una volta che loro mi stringevano la mano solennemente davanti a mia moglie, alla loro moglie, alla fidanzata o a testimoni, cioè, era come un contratto della Universal, cioè nel senso nessuno poi non si è presentato di questi. Quindi il casting l'ho fatto così. Poi adesso c'è qualcuno che mi aiuta, però fondamentalmente se io vedo uno che mi interessa, cerco qualcuno di quel paese e lo faccio inseguire. Alcuni di questi personaggi che ci sono nel film, per esempio il bambino che fa Giovanni Battista da piccolo, che dice: mi taglieranno la testa, sarò profeta, non c'ho niente da giocare, un personaggio che a me fa molto ridere perché è talmente triste questo bambino che sa che finirà decapitato, il cugino di Gesù. E per esempio lui l'ho visto a Sant'Ursurgiu, ho subito chiamato una mia amica a Sant'Ursurgiu e ho detto: devi individuarmi quel ragazzino con i capelli rossi che ho visto giocare in questa strada. E l'indomani c'era già l'appuntamento con i genitori. Cioè, io faccio sempre così casting, perché certe facce non puoi fartele sfuggire. Tornando al film, diciamo, Vangelo secondo Maria e ai luoghi, ecco, lo feci vedere a Barbara e Barbara mi disse: ecco, io vedo in queste facce, in questi panorami, in questo bianco e nero, vedo qualcosa che mi ricorda la Bibbia. Non so se lei pensava alla Bibbia girata ai 10 comandamenti di John Huston, girato sul Corrasi, sì. O non so perché ha pensato alla Bibbia, però mi ha detto: vorrei che tu leggessi il mio romanzo per farne una trasposizione cinematografica. Però prima di leggere il romanzo abbiamo fissato un appuntamento, ci siamo incontrati, e lei mi ha raccontato, mi ha portato il libro e me l'ha raccontato con col suo flusso, diciamo, verbale, con la sua tempesta. Ha una dote abbastanza evidente. Lei comunque, sì, esatto, la conoscete, forse l'avete vista in TV. Cioè, quando comunque lei parla un po' ti travolge, ha anche una grande proprietà affabulatoria. Per cui mi ha raccontato dall'inizio alla fine questo romanzo. Giunta alla fine, io mi sono spaventato, perché il romanzo finisce in un modo molto più brutale rispetto al film. Per cui le ho detto... Diciamo che quando il libro è uscito, sì, è stato un colpo al cuore per molti. È stato un colpo al cuore. Adesso, senza fare misteri, no? Per chi ha visto il film ha visto che la Madonna in persona a un certo punto ha un problema con questo annuncio, con questo figlio che deve arrivare. Addirittura si butta da una rupe, ma poi viene salvata da San Giuseppe e li vediamo avviarsi nel deserto, che è qua dietro, il deserto di Salebrocus. Li vediamo avviarsi verso un futuro che lo spettatore può scegliere. Se sarà un futuro nuovo di viaggi verso Alessandria, la città agognata da questa giovane Maria, o se andranno a Betlemme, dove c'è il bue e l'asinello, a fare Gesù bambino. Questo chiunque ha visto il film può scegliere, no? Come il classico finale aperto. Tant'è che, diciamo, i giornali cattolici, l'Arborense di Oristano mi ha dato 10 perché hanno scelto il finale, quello, ovviamente quello canonico. Però altri, diciamo che il romanzo non è proprio... No, il romanzo finisce proprio con l'aborto di Gesù Cristo, cioè col deicidio, quindi in un modo
a dir poco blasfemo. Infatti fece grande scandalo. Quando Barbara Alberti mi raccontò questo finale, che poi nel libro è una riga veramente, è una riga nell'ultima pagina, però è una riga che c'è, non si può negare, Che pesa. che pesa molto. Io mi spaventai perché raccontato così mi sembrava il libro scandalo, fatto per far scandalo, per far parlare di sé, no? Come Patel e Bourgeois, adesso il francese io non lo so bene, però mi sembrava un'operazione di questo tipo. Quindi le dissi fondamentalmente, anche se io non avevo fatto ancora un film, ero alle prime armi, avrei fatto di tutto per fare un film, per lavorare, per esprimermi, cioè ero proprio nel massimo della ricerca, no? di fare qualcosa di importante. Però mi spaventai. Quindi le dissi di no. Però l'indomani ho letto il libro, l'ho letto veramente nel giro di poche ore, perché è un libro, a parte che è corto, comunque è un libro avvincente, bellissimo, scritto molto bene in prima persona, è tutto un flusso di coscienza di questa ragazzina che è la Madonna, per cui l'ho richiamata, le ho detto: signor Alberti, guardi, io ci ho ripensato, adesso è un po' mia zia Barbara, perché abbiamo fatto 3 film assieme, ci conosciamo benissimo, con lei, con suo marito, lavoriamo assieme, ci sentiamo spesso, però all'epoca la chiamo ancora signor Alberti. Quindi signor Alberti, ho cambiato idea e le dissi: potranno anche scomunicarci, però proviamo a fare questo film. Fra l'altro apro una parentesi, perché lei mi ha detto un giorno, ha detto: io quando ho scritto il libro nel 79 speravo di essere scomunicata, invece mi hanno assunto, perché lei è finita a lavorare per l'Osservatore Romano, per l'Avvenire, a scrivere le storie dei santi di San Francesco. Adesso non mi ricordo per quale, lei per anni ha scritto le storie di santi di San Francesco, di Santa Chiara, quindi il suo desiderio di scomunica non è stato esaudito. Niente, le dissi così: proviamoci. Poi ci abbiamo provato subito, però era il 2009, forse i tempi non erano maturi, forse il tentativo non è stato fatto con la necessaria convinzione, per cui il film è morto lì. Insomma, abbiamo provato, non ha funzionato, per cui sono passati altri 2 film e 15 anni finché non abbiamo incontrato la sponda di un produttore importante che si chiama Nicola Giuliano di Indigo Film, premio Oscar con Sorrentino, un personaggio molto, molto importante, e poi la sponda di Sky che ha detto di sì, che ha letto la sceneggiatura, ha detto di sì, e quindi fondamentalmente il film si è fatto quasi subito, cioè un anno, però al cinema un anno, come tu sai bene, subito, conta subito, no? Per cui questo è stato il percorso, per dire che il film nasce dalla Sardegna. Cioè, quando io ho letto il libro e ho richiamato Barbara per dire proviamoci, già io leggendo, io vedevo... Avevi già immaginato i posti. Adesso qua state, guarda, questo è Sommessorco di Siddi. Ok, forse è stato No. Messorco, non la conoscevo, però conoscevo la chiesa paleocristiana che avete visto venendo qua, o immagino a c'è. piedi. E già quel posto per me era la sinagoga. Infatti sono andato, ho fatto le foto, ho iniziato a raccogliere materiale per fare le prime domande. Ce l'abbiamo qua. Ah, esatto. Ecco, sia nel film che nel romanzo c'è questa scena delle pecore che attraversano la strada, impolverando tutti, il sacerdote cede il passo alla madre di Maria, che è una scena che, insomma, per la mentalità di quell'epoca era addirittura il sacerdote che ha fatto passare questi morti di fame, viene commentata come una cosa importante. Però io, leggendo il romanzo, già sognavo la chiesa di San Salvatore. Infatti sono venuto con Simone Cireddu, che è un mio amico fotografo, abbiamo fatto le foto, poi ho fatto le foto a Fordongianus, e poi piano piano, una volta che il processo è partito, ho cercato tutti i luoghi che potessero essere adatti, e su questo aprirei un capitolo, nel senso che quello che ho fatto insieme allo scenografo, insieme, insomma, a tutto il reparto e anche ai location manager, che sono Roberta Luisio e Riccardo De Luca, che tu conosci, sono 2... Siamo incrociati anche mentre facevate Esatto. lo scouting. Però quello che io cercavo non erano dei posti belli, semplicemente belli, ma dei posti che potessero, oltre che in qualche modo evocare, non rappresentare filologicamente o storicamente, ma evocare la Galilea di 2000 anni fa, come Matera evoca la Gerusalemme nel film Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che sì, diciamo è l'esempio massimo di come adattare un luogo e di come arrivare a una verità artistica attraverso l'evocazione. Tant'è che poi a Matera hanno fatto decine di film, infatti io l'idea di andare a Matera l'ho scartata immediatamente, perché quando una location, per me anche un attore in realtà, è così consumato, così utilizzato, per me non vale più. Come si dice,
in gergo è caramella succhiata, cioè non vale più. Per cui, così come per me non valeva in nessun modo l'idea di andare in Marocco. In Marocco hanno fatto 100.000 film di San Paolo, di San Pietro, di Gesù ne avranno fatto 50, con le palme, i turbanti, San Giuseppe col bastone, quello lì. Per cui la mia idea era dall'inizio la Sardegna, però io cercavo dei posti che fossero non solo evocativi della Galilea, ma anche adatti a raccontare i personaggi. E vi faccio subito un esempio. Io cercavo Nazareth e Nazareth era un po' disperato perché ho detto, vabbè, lo faccio in Sardegna questo film, però poi dove la facciamo Nazareth, cioè, come la costruiamo, dove... E io non lo sapevo, cioè, quando io ho detto ok, non c'è problema, si fa tutto, un po' fa parte del mestiere del regista bleffare, cioè far finta che è tutto sotto controllo, che ogni problema povero è già... produttore. Povero produttore. No, vabbè, poi loro sono abituati a fare, certo, a fare anche ben altri film, anche più impegnativi. Adesso hanno fatto quel film, hanno costruito un sommergibile da zero, un vero sommergibile per fare comandante, per cui non è che non sono abituati a fare le cose, comunque a risolvere problemi grossi. Però Nazareth non sapevo dove sbattere la testa. Sono andato all'Ollove, che è vicino a Nuoro, cercando degli angoli, di togliere quell'aspetto pittoresco che comunque... La verità, sono andato all'Ollove anche io per il film di Grazia Deledda. Cioè, alla fine non riuscivo a togliere, ecco, quel che di pittoresco che questo posto da dove io lo guardassi, così, no? Poi forse è un mio limite di sguardo, però poi sono andato a cercare a Noragugumo in una cava di basalto dove poi ho girato le altre, però non riuscivo a trovare Nazareth. Cioè non c'era un posto che mi convincesse che non fosse prendi un campo vuoto e fai le capanne da zero, però anche quello poi si vede che tu sei partito da zero. Finché non sono arrivato a Tamuli, dove mi ha portato sì, sul monte Sant'Antonio, dove ecco, qua. sì, che qua non si vede benissimo perché sì, una foto rappresentativa non sono riuscito a trovarla. Però questo è un lato di Tamuli. L'altro lato praticamente c'è un campo vasto con tutti i menhir. Se voi cercate su internet Tamuli vedete i menhir, perché c'è tutto un gruppo di menhir molto belli, molto importanti, che è diciamo l'attrattiva più importante. Però dietro i menhir, cioè davanti a questi capannette di pietra, c'è un grande nuraghe e poi queste piccole capanne che sono alte circa 1 metro, molto piccole, che qua si vedono poco, però ecco, una sarebbe qua a destra dove c'è questo personaggio lì. Comunque è un posto che mi ha subito fatto capire che era il posto giusto per rende molto, sì, che era il posto giusto per raccontare un luogo pietroso ma abitato da retrogradi, cioè perché Maria di Nazareth cresce in questo ambiente popolato da retrogradi, gente che vive la religione come un dogma, che non sono aperti a nulla, che pensano le donne valgono quanto le pecore, che infatti la vendono per 5 pecore. Per cui doveva essere un posto ostile questo Tamuli, non un posto bello. Anche lì c'è un bellissimo nuraghe, che però nel film diventa la torre dove l'orco, che è il padre, chiude la principessa come il raperonzolo, come la principessa chiusa sulla torre, no? Fra l'altro poi nel film le ho un po' tagliate quelle scene, a un certo punto è diventato anche un luogo pieno di fango. In alcune scene infatti nel film è molto cupa. È un film cupissimo, con questa pietra scura, marrone, che doveva appunto rappresentare un luogo inospitale, per niente gradevole, no? In contrasto assoluto con l'hotel a 5 stelle, dove poi San Giuseppe, salvando Maria, la porta a vivere, che è quello invece Sant'Antonio, la necropoli di Genna Salici a Villa Sant'Antonio. Sì. L'esterno, perché l'esterno è questo disco volante, non so se lo conoscete. Sono le Domus de Janas, bellissime. Forse una foto c'è, se a un certo di punto quelle che ruotano, sì. la vedrete. Lì c'è questo disco volante che è un posto magico. Di notte l'abbiamo illuminato con delle luci che simulano dei fuochi. Poi l'interno l'abbiamo ricostruito appoggiandoci su una grotta che sta a Cagliari. Però è un posto invece magico, ospitale. Dentro questa grotta lei trova la colazione pronta come in albergo, i tappeti, un letto vero, no? Ecco qua. Sì, questo in realtà noi abbiamo simulato che questi fossero gli ingressi e le finestre di un loft, no? Si chiamerebbe così a Milano, di un loft dove vive San Giuseppe.
Qua stiamo girando una scena dove l'angelo vola. Perché per far volare l'angelo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto 2 scene. Una l'abbiamo appeso con un cavo e l'abbiamo tirato su. Lui aveva anche queste ali che tanto hanno infiammato la fantasia dei critici in questo film. Aveva delle ali meccaniche che oltre a fare così una scutullata, diciamo noi in Sardegna. Comunque io ho riconosciuto il tuo tocco nella scutullata di ali. Esatto, Ecco. questa scutullata che tanto ha suscitato critiche, in realtà quella è fatta a mano, perché ci abbiamo ragionato. C'era uno dietro nascosto, come si faceva proprio nei teatri quelli. La grande tecnologia applicata Esatto. alla... Però invece per fare l'apertura delle ali c'era tutto un motorino, un meccanismo col telecomando che però non ha funzionato benissimo. Infatti in questa scena si vedeva che l'angelo diceva Ave Maria e poi faceva così zzz, tuttum. E poi la gru lo tirava su e un po' poi abbiamo cancellato il filo, però un po' si vedeva che era tutto un meccanismo. Esatto, questa è la scena che noi l'abbiamo girata, però poi l'ho tagliata perché si vedeva che lui era un po' tirato su, le Però ali. la foto è bella. La foto è bellissima, infatti l'ho messa anche nei titoli di coda. Invece c'è una scena dove si vede che le ali un po' si aprono e lui vola di profilo e si vede che sale. Quella l'abbiamo fatta con una gru. Si poteva fare anche con gli effetti visivi, col blue screen, però col direttore della fotografia ci siamo un po' fissati per fare le cose vere, cioè le cose tangibili, tattili, perché entrambi abbiamo Effetti avuto... ce ne sono parecchi comunque. Ce ne sono, però entrambi abbiamo avuto le brutte esperienze con gli effetti visivi. Io con i sommergibili del mio film precedente, lui con delle altre cose. Non era semplice quello. Lui con un vascello di un altro suo film precedente. E abbiamo detto meno usiamo gli effetti visivi, meno ci mettiamo nelle mani di questi non cialtroni perché poi sono persone brave, però di questi del loro gusto americano, e meglio è. Per cui quando si poteva evitare abbiamo evitato di fare gli effetti visivi. Infatti l'angelo vola sulla gru. Torniamo alle locations. Cosa volevo dire? Ecco che non solo sono dei posti comunque meravigliosi, bellissimi, che comunque valorizzano, nel senso danno valore, diciamo, al nostro patrimonio, però sono anche dei luoghi che rappresentano il momento evolutivo, psicologico, narrativo del personaggio principale, che è poi il personaggio principale di tutto il film, che è la Madonna. Vi faccio un altro esempio. Vicino alla Domus di Gennasali c'è un grande menhir alto 6 metri. Che hai usato ugualmente. Che ho usato, l'ho anche restaurato perché la punta era un po' sbeccata. Però, visto che c'ero, gli effetti visivi comunque erano pagati, ho chiesto di restaurarla come doveva essere, insomma. Forse quello avrà 6.000 anni, quello, quindi a chiedere agli archeologi. Chissà se 2.000 anni fa era già sbeccato. Abbiamo il direttore del museo dei menhir dopo. Dopo chiederò. Però il menhir come è stato usato? A un certo punto del film c'è un duello psicologico e anche morale tra Maria, questa ragazza che lotta per la propria libertà di donna, che vorrebbe scegliere il proprio destino, e un angelo che è il rappresentante, diciamo, della volontà divina e in un certo senso della massima espressione del patriarcato, perché in questo conflitto quella è la volontà divina. Per cui questo dialogo finale avviene sotto il simbolo fallico per eccellenza, cioè voglio dire è una pietra alta, è un simbolo addirittura sfacciato, però era giusto che nella lotta tra patriarcato ed emancipazione si vedesse questo simbolo. Per cui diciamo il lavoro che ho fatto non è solo sullo sfondo, guarda che bel monumento, ma anche diciamo sull'uso simbolico e narrativo delle locations. Ti posso... Adesso è diventato un tema degli ultimi anni, no? Sì. Il rapporto tra cinema e turismo, no? A quanto le location possono essere valorizzate. Tanti hanno fatto anche il film in funzione delle location, no? Facendo fare alle troupe grandi tournée, portandole da una parte all'altra. Però effettivamente adesso, questo è il tuo terzo film, hai fatto un grande lavoro di ricerca sui luoghi. Quanto secondo te effettivamente il lavoro che viene fatto nel cinema poi ha una ricaduta reale anche su, per esempio, sul patrimonio archeologico in questo caso o sul turismo in generale?
io, cioè, nella mia bolla personale c'è tanta gente che mi manda le foto perché sono stati a Gennasale, mi dicono sono stati al Menhir, sono stati a Sadum Esorcu, tanta gente me lo scrive, sono posti che non ho visto, oppure mi chiede dov'è questo posto perché vorrei vederlo, però non so poi le persone che io conosco quanti numeri possono smuovere, però ho avuto diverse esperienze in qualche modo molto, molto gratificanti. Vi racconto un aneddoto che è stato molto, molto bello, ero contentissimo quel giorno. Praticamente un giorno ero a Santa Teresa con Jacopo Cullina e Beniturgu a presentare l'altro film e sono entrati al ristorante due stranieri. Come hanno visto Benito e Jacopo, come se avessero visto la Madonna, no? Cioè hanno proprio cambiato espressione. Ah, ma siete voi? Cioè, noi eravamo lì a presentare il film a Santa Teresa. E quindi pensavamo, ma saranno due stranieri che hanno visto il film che avevano appena fatto. Noi abbiamo fatto il film, poi siamo andati al ristorante. E invece erano due svedesi che hanno visto il film a Stoccolma ed erano venuti in Sardegna apposta. Perché dice andiamo in Sardegna, deve essere bella, c'è la luna, c'è questo posto. Sono andati sotto Lussurgiu. Sono andati a Sarchitu sicuramente. Però quindi appena arrivati... Beh, Sarchitu è diventato, anzi, lo Scoglio del Genovese è diventato il pantheon di tutti i santi. No, però anche lì c'è tanta gente che io li vedo, vanno. Certo. Però c'è l'idea che questi svedesi siano andati a farsi un giro in Sardegna, forse sarebbero andati lo stesso, però comunque loro mi hanno detto noi abbiamo visto questo film, erano due pensionati, hanno detto andiamo, vediamo. E quindi appena arrivati hanno incontrato questi due, era un cortocircuito comunque molto divertente, insomma eravamo molto contenti noi di questa cosa qua. Poi la verità è questa, io quando scelgo una location, io non è che faccio i film per i turisti, no? Io, fra l'altro Tore lo sa benissimo, in tanti anni di attività non solo diciamo di artistica come regista, ma sia io che lui ci siamo occupati anche di politica cinematografica. E io in prima persona ho sempre difeso la legge cinema sarda perché è una legge che fa capo all'assessorato alla cultura, a differenza diciamo di altre regioni dove magari la Film Commission o le risorse che vanno al cinema sono legate direttamente al turismo, perché noi vogliamo fare film che hanno come prima molla, adesso non so bene, non mi viene la parola, però come primo impulso, cioè quello di creare cultura, di ragionare in termini culturali sulla nostra identità, sulla Sardegna o su quello che ogni artista vuole raccontare. Cioè non possiamo essere delle agenzie di viaggio, non possiamo essere obbligati a far vedere che un posto è bello, perché ci sono registi che magari vogliono raccontare quanto è brutto un posto. Io conosco registi di Sassari che raccontano quanto è squallido un certo ambiente periferico, ed è giusto che lo facciano. Cioè mai sia che i registi siano obbligati a far vedere che la Sardegna è bella, che la Sardegna non è inquinata, che la Sardegna è un'isola intonsa. Poi io lo faccio un po' per mio spirito personale, ma non è detto che lo farò sempre e non vorrei mai essere obbligato a farlo. Per cui sono contento che la legge cinema sarda faccia capo all'assessorato al turismo. Ho cercato sempre di difendere questo accoppiamento e cercherò di farlo anche nel futuro prossimo e venturo. A tal proposito ti faccio le ultime due domande. Allora, una riguarda un mio interesse personale, cioè l'utilizzo della lingua sarda nel film, che è presente, la lingua del popolo. Tu l'hai usata in tutti i tuoi film, in vari modi. Ti voglio chiedere che lavoro hai fatto su questo, su come hai scelto i temi e perché hai scelto comunque di utilizzare anche la lingua sarda, che è una lingua in quel contesto assolutamente adeguata, insomma. In questo film ultimo sicuramente mi ha aiutato la lingua, così come i monumenti archeologici, così come i corpi, no, di questi attori che ho scelto quasi uno a uno. Mi ha aiutato a evocare il mondo antico, perché la mia grande preoccupazione era, cioè, diciamo, allontanandomi come messa in scena dal realismo, perché comunque sicuramente non c'erano i fichi d'India nella galleria di 2000 anni fa, perché vengono dal Centro America, sicuramente non c'erano gli eucaliptus che vengono dall'Australia, però non potendo radere al suolo l'intera campagna sarda,
E comunque avendo fatto una scelta, diciamo, di evocazione, non di messa in scena realistica filologica, che comunque non avrei retto e che comunque nessuno che non sia Kubrick può reggere la messa in scena storica fedele di 2000 anni fa, allora il sardo è una delle armi per evocare proprio un mondo antico, agropastorale, che nei suoni, nei corpi e anche nelle concrezioni archeologiche, nella sua fattualità archeologica, ci avvicina proprio per evocazione. Ripeto questa parola perché la parola immaginario. sì, ha un immaginario del mondo antico. Ho fatto un po' di lavoro anche con gli attori protagonisti, nel senso ho cercato di farli evitare di gesticolare in modo moderno. Diciamo, l'idea era di arrivare all'antichità passando per una strada non realistica ma più evocativa. Il sardo comunque mi ha aiutato molto. Io fra l'altro quel giorno che ho girato le comari che parlano in sardo alle Terme di Fordongianus, anche quelle le ho restaurate. A Fordongianus c'è un arco che è tappato da dei mattoni molto, non mi piacevano per niente, molto moderni mi sembrano. Quelli gli ho detto sfondate, effetti visivi, quindi abbiamo aperto un varco, abbiamo fatto un altro restauro archeologico. Però quella scena l'ho girata anche in italiano, perché siccome il film è prodotto da Sky in larga parte, andrà in televisione, ho detto non sia mai che questi magari mi contestano questa scelta. E invece no. No, in realtà è venuta talmente male la scena girata in italiano che non lo sanno quelli di Sky che esiste, nel senso non... Beh, un po' come non gliel'ho detto. Nel film L'Agnello, Dr. Dre e Piero Marcialis l'hanno fatta in italiano tante volte, è stata buttata via tutta, tanto dovrà fare in sardo. Sì, comunque non funzionavano per niente, perché comunque il sardo si porta dietro anche un modo di, non solo di muoversi, ma anche di muovere gli occhi, anche lo sguardo di chi parla in sardo è diverso da chi parla in italiano. Almeno lo è per chi è madrelingua. Probabilmente se io mi metto a parlare in sardo, non essendo madrelingua, farò uno sguardo così verso il cielo per cercare le parole, no? Però chi è madrelingua, quando parla in sardo, secondo me assume delle posture, ma anche davvero uno sguardo che non è lo stesso di quando parla italiano. E secondo me è uno sguardo, è un modo di muoversi più vicino, per come la immagino io, all'antichità. È un mondo più vicino alla terra, agli animali, all'agropastorale, di quanto sarebbe stato se avessero parlato italiano. Poi io scelgo anche delle persone che sono fisicamente, secondo il mio modo di vedere, così più vicine alla terra, ecco. Spesso cerco le persone che o bazzicano in campagna, realmente bazzicano la campagna, o sembra che bazzicano in campagna perché sono molto abbronzati, perché sono molto... magari molto magri o hanno dei fisici così più vicini al fisico che io immagino sia quello di un contadino piuttosto che quello di uno che lavora in banca. Ultima cosa riguarda il film. Chi non l'ha visto ovviamente vi invito ancora ad andare a vederlo, c'è in diverse sale. È Benedetta Porcaroli, Alessandro Gassman. Io quando sono andato a vedere il film avevo una grande curiosità, soprattutto su Benedetta Porcaroli, su questa ragazza Madonna, che in realtà è una ragazzina anche abbastanza irriverente per il tempo in particolare, e quindi ti sei misurato con un dogma della religione trasformandolo in una persona estremamente vicina al popolo, anzi ti direi molto, molto più vicina, molto popolana, molto irriverente, con un grandissimo desiderio di conoscenza. Ecco, quanto c'è nel libro, quanto invece è stato costruito successivamente dal tuo immaginario, dal tuo modo di immaginare quel personaggio. Allora, secondo Barbara è stata una fortuna. Questa foto è proprio emblematica. Sì, vi ricordo che quella ragazzina sopra le spalle di San Giuseppe è la Madonna, quindi... Sì, qualcuno si è offeso per questa foto. Cioè, sì. La Madonna a cavalcioni, cioè, come se la Madonna non potesse andare a cavalcioni, come se fosse un male, no? Dopo 2000 anni, cioè, capisco a Nazareth nel film che un po' erano bigotti, ma dopo 2024 anni evidentemente ancora queste, vabbè. Però
No, Benedetta incarna proprio una ragazzina. Probabilmente nella storia, così se avessimo se avesse fatto una scelta così storico-filologica, sarebbe dovuta essere anche più giovane, perché all'epoca, verso i 13 anni, comunque erano già pronte per il matrimonio, così come Gassman sarebbe morto 2000 anni fa, perché lui credo che abbia quasi 60 anni, pochissimi arrivavano, forse Matusalemme arrivò a 90, però comunque l'idea era quella di prendere una ragazzina il più giovane possibile, di accostarla a uno che fosse il più grande possibile, cioè con una forbice il più ampio possibile, oltre la quale avremmo avuto l'effetto Indro Montanelli, cioè un qualcosa di intollerabile per la nostra sensibilità contemporanea. Non so se avete presente la famosa foto di Indro Montanelli portato sulle spalle della ragazzina. No, la foto non l'ho vista, però no, lui, c'è la foto, lui stava con uno di 12 anni, questo nei primi del secolo Novecento, con un'altra mentalità che però per la nostra sensibilità contemporanea cioè, forse ci farebbe un po' schifo se lui fosse stato poco più grande e lei poco più giovane. Penso che siano al limite della tollerabilità per quello che è il nostro sguardo contemporaneo. Poi lei nella realtà adesso ha 25 anni, Benedetta, però scenicamente dimostra molti meno anni, tant'è che fra l'altro l'ho messa in chiesa lì alla chiesa qui di San Giovanni. L'ho affiancata a tutte le compagne di scuola di mia figlia che fa la terza media, quindi hanno 14 anni, che hanno più o meno la sua altezza, sono molto più giovani, però lei non è che la vedi già, lei è molto più grande, sì. Cioè l'ho attorniata ai ragazzini ancora più giovani per farla sembrare ancora più giovane. Diciamo la carica di rompente del personaggio c'è già nel romanzo. Il romanzo è tutto raccontato in prima persona, attraverso i pensieri di questa ragazzina di 2000 anni fa, che però sicuramente ragiona e porta avanti delle istanze che sono comunque delle istanze contemporanee, perché noi non abbiamo la pretesa di far credere che 2000 anni fa fosse plausibile che un personaggio pensasse quelle cose, facesse quelle cose. Sicuramente non sarebbe stato possibile neanche elaborare un certo tipo di pensieri. Io ho fatto uno sforzo perché questi pensieri fossero scritti con un linguaggio in qualche modo non troppo contemporaneo, però questo è un film che nasce da uno sguardo contemporaneo, e anche nel libro lei è portatrice di queste istanze fortemente femministe e fortemente volte verso l'emancipazione, la libertà e soprattutto il desiderio di conoscenza. Per cui ho trovato i personaggi già rappresentati benissimo nel romanzo. Lei sia San Giuseppe sono raccontati in modo molto profondo e anche molto sfaccettato. Infatti è stato molto divertente anche lavorare con Benedetta, perché questo personaggio ha tantissime sfaccettature, proprio essendo una ragazzina. Per esempio c'è una scena alla quale io sono molto affezionato, in cui lei proprio come una ragazzina si monta la testa. Cioè arriva l'angelo, dice Ave Maria, tu partorirai un figlio, lo chiamerai Gesù, e lei 2 minuti dopo inizia, sarò la benedetta tra le donne, adesso mi servirai in piedi, vecchio. Cioè quello che era il suo maestro pretende, perché è una ragazzina. E quest'idea che si monti la testa, che poi cambi idea, che abbia degli sbalzi di umore, che si arrabbi, che pianga, che rida, da un attimo all'altro, è stato molto bello metterlo in scena, e con un'attrice così brava che ha anche capito subito quanta ricchezza e quante potenzialità ci fossero nel fare questo ruolo. Cioè non è una cosa molto comune che a un'attrice venga offerto un ruolo così sfaccettato, così ricco. Cioè spesso le attrici, adesso per fortuna i tempi stanno cambiando, ci sono tanti film con protagonisti femminili, però normalmente a un'attrice cosa le si offre? Tu sei l'oggetto del desiderio di un attore che è il protagonista di un film. Insomma, lei ha capito che era un ruolo che poteva anche dare l'opportunità di esprimersi e di far vedere la sua bravura, le sue capacità, la sua capacità di cambiare emozioni anche rapidamente. Per cui è stato davvero un piacere lavorare con Benedetta. Benissimo. Io
Anche Guarda, con Alessandro, anche con lui. Guarda, su questa immagine meravigliosa di Sale Brox, che è la salina che c'è proprio qua vicino, ancora a testimoniare anche che questo è un territorio che offre veramente una rosa di scelte, di possibilità, di Sì, ma scorci, guarda, di paesaggi. recentemente ho fatto un'intervista con un critico che mi ha chiesto: ma a voi, perché parlava di me e anche di altri artisti, registi sardi, diciamo, a voi sembra che la Sardegna vi basti? Io ho detto, cioè, a noi ci basta e ci avanza, perché comunque di storia raccontate in Sardegna ce ne sono ancora tantissime, di posti da scoprire in Sardegna ce ne sono ancora tantissimi. Cioè possiamo andare avanti a far film in Sardegna. Secondo me. Deus ti scurte, speriamo il prossimo di farlo insieme. Allora, noi ringraziamo Paolo, un applauso gigantesco. Grazie a voi. Vi lasciamo alla vera storia dei pirati di Stefan Began, che è il primo film in proiezione stasera. Insomma, grazie a tutti e buona visione.